Siamo con l'assessore regionale Cristiano Corazzari. Oggi Rovigo, ma anche il Veneto è in festa per la premiazione e le benemerenze dello sport rilasciate ad atleti, società e soprattutto aziende sportive che si sono distinte in questo campo. È un valore importante anche di solidarietà e volontariato di cui il Veneto è pieno e anche il nostro Polesine. Assolutamente un momento importante, un anno straordinario per lo sport Veneto, Veneto Regione Europea dello Sport 2024. Abbiamo fatto importanti investimenti nell'impiantistica sportiva, nella pratica sportiva, rivolti soprattutto alle società che fanno un ruolo di straordinaria coesione nella nostra comunità, di volontariato, di crescita etica dei nostri giovani e dei nostri ragazzi. Lo sport è un vero e proprio patrimonio, il movimento sportivo veneto è in salute, è in crescita, i risultati agonistici ce lo dimostrano, abbiamo degli atleti straordinari sia olimpici, paralimpici in tutte le categorie e quindi lo sport per noi è un investimento nella nostra comunità. Oggi lo sport regionale è in festa perché al Teatro Sociale di Rovigo avviene la cerimonia delle benemerenze rilasciate appunto dal CONI. Siamo con il presidente regionale Dino Ponchio, una novità importante che tocca Rovigo di questa cerimonia itinerante, ma soprattutto importante per premiare ancora una volta chi si è impegnato nello sport. Sì, come mi piace dire, questa è l'occasione in cui rendiamo onore, onoriamo chi ha onorato lo sport ai vari livelli, le società, i dirigenti, gli allenatori e in primis gli atleti che sono il nostro core business. E qui abbiamo la fortuna di avere quasi 60 insigniti, come mi piace dire non è una premiazione ma è un riconoscimento per quello che hanno dato per lo sport a tutte queste figure a 360 gradi.